Edizione della Notte del TG1, buonasera. La ricorderemo dunque come una giornata storica per la scienza. Quella di oggi, per la prima volta, è stato fotografato un buco nero. L'immagine eccezionale è stata presentata dal gruppo dell'Event Horizon Telescope e tra i ricercatori ci sono anche 3 italiani. Si dimostra così l'esistenza di questi oggetti celesti molto simili a quelli descritti da Einstein nella teoria della relatività. Vediamo allora con Cinzia Di Cianni. Un anello di fuoco attorno al cuore nero della galassia M87 nell'ammasso della Vergine a 55 milioni di anni luce dalla Terra e la prima vera foto di un mostro galattico, un buco nero grande come 6 miliardi e mezzo di soli. Un risultato storico ottenuto grazie all'Event Horizon Telescope, collaborazione fra 60 istituti scientifici di tutto il mondo, tra loro l'Istituto di Fisica Nucleare e quello nazionale di Astrofisica. 8 diversi radiotelescopi hanno scrutato il cielo lavorando come un unico osservatorio virtuale grande come la Terra. Nel 2017 hanno raccolto milioni di gigabyte di dati poi sincronizzati per formare la foto del secolo. Commosso l'italiano Luciano Rezzolla durante la conferenza stampa in diretta mondiale dall'ESO, l'Osservatorio Europeo Australe, che con i suoi scienziati e telescopi ha assicurato il successo dell'impresa, ma è stata Jessica Dempsey, che dirige l'osservatorio delle Hawaii, a scatenare le reazioni della rete quando ha ammesso che l'immagine ricorda l'occhio di Sauron nel Signore degli Anelli. Voltiamo pagina.